Dopo Ristagno, ecco Alfred Duncan, il centrocampista ghanese con cittadinanza italiana, approda finalmente alla corte di Eusebio Di Francesco dalla Fiorentina, grande colpo del direttore sportivo Filippo Antonelli a Romeri a parametro zero, e proprio Antonelli, in una nostra intervista raccolta a Venezia, ci racconta come procede la costruzione di un nuovo Venezia Football Club pronto ad affrontare la Serie A. Come sta procedendo la costruzione di questo nuovo Venezia in Serie A? Bene, chiaramente in questo momento stiamo valutando delle posizioni che dovremo riempire per rendere competitiva la rosa. Il mercato è in evoluzione, ci sono tante opportunità, chiaramente sappiamo che non possiamo competere con le grandi squadre. Nelle nuove maglie arancione-verdi per la prossima stagione e tutto il campionato ci sarà come main sponsor un marchio dal sapore veneziano come Cynar Spritz. Per quanto riguarda il campo, sarà confermata gran parte della rosa che lo scorso anno ha raggiunto la Serie A. Poi Amparo invece rimane. Poi Ampalo resta come tutti gli altri. Ho sentito tante voci, tante voci di mercato. È chiaro, qualcuno dovrà magari lasciare il posto, però il gruppo nella sua quasi totalità lo confermeremo. C'è grande entusiasmo tra i tifosi e in città. Mi raccomando, quest'anno c'è da fare gli abbonamenti, perché questa è un'altra cosa importante. Abbiamo fatto un altro lavoro grandissimo nel territorio, portando a più di 10.000 tessere supporter card dai nostri tifosi, quindi mi aspetto un penso gremito dalla prima all'ultima giornata.